Buongiorno a tutti. Ieri CGIL e CISL-UIL hanno chiesto e ottenuto dal governo un provvedimento che interrompe l'attività produttiva e lavorativa in tutti quei settori, in tutte quelle aziende che non sono considerate essenziali per il funzionamento del Paese. È una scelta che nasce da una nostra richiesta, appunto, e che consideriamo fondamentale per contribuire a fermare questa epidemia di Covid-19. Già da domani, quindi, ci sono anche in Veneto centinaia di migliaia di persone che non dovranno recarsi nei posti di lavoro. E il nostro invito a tutte queste persone è di attenersi strettamente alle disposizioni e rimanere a casa. Solo così si combatte il contagio. A tutte queste persone noi diciamo che c'è la copertura degli ammortizzatori sociali per tutti i settori e per tutti i lavoratori delle imprese di qualsiasi dimensione. Anche in Veneto abbiamo firmato l'accordo per la cassa integrazione in deroga, che sarà approvato dalla Giunta regionale martedì, quindi il primo messaggio è questo: tutte le lavoratrici, tutti i lavoratori che saranno costretti a stare a casa avranno una copertura del reddito per il periodo necessario. Gli unici lavoratori, le uniche lavoratrici che non sono coperte ad oggi purtroppo sono i lavoratori domestici, per i quali abbiamo già chiesto più volte al governo comunque di intervenire, quindi aspettiamo anche per loro una risposta in termini brevi. Non facciamoci prendere dal panico per le domande di ammortizzatori sociali, per tutte le pratiche, domande di congedi familiari, domande di NASPI, domande di cassa integrazione. Non ci sono click day, non c'è urgenza di correre. Contattate il sindacato, i nostri uffici del patronato, siamo a disposizione, anche se con gli uffici chiusi, ma siamo raggiungibili e disponibili a distanza, via telefono o via mail. Vi risponderemo, prenderemo in carico la vostra situazione e vi aiuteremo nella presentazione delle pratiche. Ecco, ai lavoratori che invece continueranno a lavorare perché sono nei settori essenziali, noi diamo questo messaggio: il sindacato da domani è ancora di più al vostro fianco per permettervi di lavorare in sicurezza, per intervenire dove le imprese non rispettano le condizioni di massima salute e sicurezza, e anche per attivare le autorità nel caso in cui sia necessario. Contattateci se avete bisogno di informazioni, se avete segnalazioni o denunce. Abbiamo creato appositamente per tutte le problematiche una casella mail di riferimento, coronavirus@cisveneto.org. Scriveteci, vi risponderemo a tutti quanti. Invitiamo poi i nostri delegati aziendali di tutti i settori di continuare a supportare lavoratrici e lavoratori, i loro colleghi, con le informazioni. Abbiamo prodotto molto materiale informativo come CISL Veneto. Diffondiamolo, diamo la massima diffusione, perché in questo momento di distanziazione sociale, come ci viene imposta, è necessario invece tenere il contatto e permettere a tutti di avere le informazioni. Lo stesso vale per i nostri attivisti e volontari dei pensionati. Anche se da casa aiutiamo e supportiamo tutti i pensionati del Veneto che nei prossimi giorni dovranno ritirare la pensione. Il governo, insieme con le poste, hanno stabilito un contingentamento delle presenze in posta in base all'ordine alfabetico del cognome delle persone. Informiamo i nostri anziani, i nostri pensionati, e diamo le giuste informazioni. Infine, ecco, un ringraziamento davvero importante per tutte le persone, donne e uomini, che in Veneto quotidianamente sono impegnati negli ospedali, nel sistema sanitario, nel sistema della sicurezza, nelle case di riposo, per combattere il virus. A tutte queste persone dobbiamo veramente un grande ringraziamento per il lavoro che stiamo facendo. Saranno fondamentali per superare l'emergenza. Sarà essenziale mantenere forti le relazioni sociali. Insieme possiamo sconfiggere il virus.